8 famiglie sgomberate a causa di un fiume esondato, altre perché lo smottamento minaccia le loro case, strade interrotte e paesi irraggiungibili, manto stradale che cede in vari punti sulle strade provinciali. La pioggia che continua incessante sulla Sicilia sta causando danni che si moltiplicano con il passare delle ore. Ad essere colpita in questa fase la provincia di Palermo, dopo che nelle settimane scorse si sono registrati danni per milioni in agricoltura, soprattutto nella zona orientale dell'isola. È esondato il fiume San Leonardo a Termini Imerese, nel Palermitano. 8 famiglie sono state sgomberate dopo che le acque del torrente hanno sommerso l'unica via di transito tra le due sponde in contrada Lignari. Fiume nella serata di ieri ha superato gli argini in più punti e invaso la campagna. L'amministrazione comunale di Termini è in contatto con la protezione civile regionale e con la prefettura. Una frana invece ha danneggiato 3 villette in contrada Croce a Castelbuono. 3 famiglie sono state evacuate visto che il cedimento del costone roccioso ha provocato lesioni alle abitazioni. Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco che valutano la situazione. Nei giorni scorsi un'altra frana nei pressi di Contrada Fiumara aveva danneggiato la strada secondaria che collega la strada 286 ai depositi dell'acqua Geraci. Le frane e gli smottamenti sono numerosissimi in tutta la provincia, in particolare altre 2 hanno invece bloccato il transito lungo altrettante strade. La prima a Santa Cristina Gela ha paralizzato la strada regionale 13 all'altezza del chilometro 5. Infine un ulteriore smottamento si è verificato nella strada provinciale 26 in territorio di Cefala Diana, sempre in provincia di Palermo. Qui all'opera tecnici della protezione civile regionale. Le piogge sono ora diminuite in intensità, ma per tutta la giornata di oggi continueranno a tratti e questo crea apprensione nel territorio che non riesce più a drenare l'acqua che si accumula pericolosamente.